Fa ingresso sul luogo della cerimonia il direttore marittimo del Veneto, ammiraglio ispettore Piero Pellizzari, accompagnato dal comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia, capitano di fregata Michele Messina, e dal capitano di fregata Dario Riccobene. Onori al direttore marittimo del Veneto, ammiraglio ispettore Piero Pellizzari. Richiesto presenta Dar. Chiesto d'onore personale della Capitaneria di Porto di Chioggia, pronti per la rassegna. Richiesto fiancar. Trento ritmo. Richiesto ritmo. Prende la parola il comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia, capitano di fregata Michele Messina. Trento attenti. Richiesto asse. Grazie comandante, dia pure riposo. Trento ritmo. Richiesto ritmo. Rivolgo un deferente saluto al direttore marittimo ammiraglio Pellizzari, ringraziandolo di cuore per la sua presenza anche in occasione di questa inusuale cerimonia di passaggio di consegne del comando della Capitaneria di Porto di Chioggia. Una cerimonia particolarissima nel suo ridotto svolgimento, poiché è osservante delle note norme anti-Covid attualmente in vigore. Tuttavia, la particolare circostanza non mi esime dal dovere morale, etico ed istituzionale di ringraziare chi ha collaborato fattivamente nel portare a termine il mio incarico da comandante dopo 2 anni dal mio insediamento. 2 anni difficili, resi ancora più complicati dall'ancora attuale crisi pandemica, durante i quali si è cercato tutti insieme di realizzare gli obiettivi istituzionali prefissati, avendo sempre presente il nostro importante ruolo di servizio e di supporto verso un'utenza caratterizzata essenzialmente da pescatori, imprenditori ittici, armatori, diportisti, concessionari, ma anche comuni cittadini volenterosi ad approcciarsi alle varie attività nautiche. Momenti belli, meno belli, intensi, impegnativi, complessi, difficili, ma anche caratterizzati da soddisfazioni, riconoscimenti e attestazioni di stima per il nostro agire quotidiano. Per questo, in primis, desidero rivolgere un sentito grazie al mio personale militare e civile, senza il quale non sarei riuscito nei miei intenti e nella mia azione di comando. Collaboratori in gran parte giovani, capaci, professionalmente preparati, volti ad un approccio moderno e tecnologicamente al passo coi tempi, disposti incondizionatamente alla realizzazione dell'interesse comune e pervasi da incrollabile spirito di corpo e senso del dovere. Dico loro grazie per avermi coadiuvato, supportato, incoraggiato durante tutto il mio operato. Consentitemi a riguardo di rivolgere un particolare pensiero alla memoria di Raffaele Penso, fidatissimo impiegato civile della Capitaneria di Porto, scomparso prematuramente lo scorso marzo dopo essersi ammalato purtroppo di Covid. Un impiegato modello, persona di encomiabile spessore umano e preziosissimo collaboratore. Grazie per tutto, Raffaele.
Un grazie alla bellissima e affascinante città di Chioggia, che sono stato costretto a vivere in una condizione che a tratti sembrava essere assolutamente surreale. Pensando al lockdown durante le innumerevoli serate trascorse nel mio alloggio, dal quale si osservava una piazza Vigo assolutamente deserta ed inanimata, ma al tempo stesso magnifica. Anche se non presenti quest'oggi, desidero inoltre rivolgere un calorosissimo saluto, oltre che un doveroso ringraziamento, ai servizi tecnico-nautici, ai piloti, con l'infaticabile comandante Romano nella qualità di capopilota, agli ormeggiatori con il loro capogruppo Diego Marchesan, all'equipaggio tutto del rimorchiatore Pardus, a tutto il cluster marittimo, tutti protagonisti indiscussi nello svolgimento delle loro attività professionali. Un caloroso saluto e un grazie ai comandi locali, la Compagnia dei Carabinieri di Chioggia, quella della Guardia di Finanza, il Commissariato di Polizia di Stato, la Polizia Municipale, il Distaccamento dei Vigili del Fuoco, con i quali spesso si è collaborato nelle varie attività svolte, in linea con le direttive impartite dai rispettivi organi prefettizi di Venezia e Rovigo. In considerazione dell'estensione del compartimento marittimo, diverse e molteplici sono infatti state le attività di polizia marittima realizzate, tanto nell'ambito della pesca, quanto in ambito demaniale, del diporto, del traffico marittimo, della cantieristica, dell'ambiente marino e costiero. Attività tutte svolte di iniziativa, ma a volte appositamente delegate e coordinate dalle locali procure della Repubblica di Venezia e di Rovigo. Per il tramite del qui presente direttore marittimo del Veneto, desidero infine ringraziare il superiore comando generale per avere prima soddisfatto le mie aspirazioni professionali, concedendomi, nonostante avere già espletato gli obblighi di comando presso la sede di Reggio Calabria, il privilegio di essere titolare di questa Capitaneria di Porto, poi per avere accolto l'aspirazione di proseguire il mio servizio rientrando in Sicilia. Davvero in ultimo un pensiero a mia madre, che ci ha lasciati solo poche settimane fa, alla quale non posso far mancare il mio emozionato grazie per l'affetto, il sostegno e l'incoraggiamento ad andare avanti nella vita nonostante innumerevoli difficoltà. Un esempio di donna, di moglie e di mamma, senza il quale sarebbe stato improbabile superare i momenti più difficili anche lungo il corso della mia vita professionale. Al caro comandante Dario Di Riccobene, che mi pregio di conoscere sin dai miei primi anni di servizio nella provincia di Agrigento, ne apprezzo le qualità umane, professionali e la forte motivazione ad assumere il comando della sede di Chioggia. A te, Dario, auguro davvero di cuore un caloroso buon vento, certo che saprai mettere a servizio dell'organizzazione le tue esperienze e le tue professionalità tecnico-operative, così da proseguire ed implementare il processo di crescita ed affermazione istituzionale della nostra Capitaneria di Porto. È tutto. Grazie per la vostra attenzione. Viva la Capitaneria di Porto di Chioggia, viva il Corpo delle Capitanerie di Porto, viva la Marina Militare Italiana. Ha inizio la cerimonia del passaggio di consegna. Attenti! Picchetto atte. Verrà ora pronunciata la formula di riconoscimento per l'assunzione del comando. Ufficiali, sottufficiali, graduati, truppa, impiegati civili, in nome del Capo dello Stato, Picchetto presenta. Tar. riconoscerete i capitani
capitano di fregata Dario Riccobene come capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Chioggia. Picchetto fianca. Schieramento riposto. Picchetto ritmo. Prende la parola il comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia, capitano di fregata Dario Riccobene. Schieramento attenti. Picchetto atte. Ammiraglio, comandante, dia pure il riposo. Schieramento riposto. Picchetto ritmo. Ammiraglio, desidero innanzitutto rivolgere a lei un sentito e sincero ringraziamento per la sua presenza, espressione di vicinanza agli uomini della Capitaneria di Porto di Chioggia, di cui oggi assume il comando. È per me ulteriore stimolo e conforto nell'affrontare questo nuovo percorso professionale e di vita. In un giorno così importante per un ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto non posso non lasciare trasparire una certa emozione che deriva dalla piena consapevolezza di andare a rivestire una funzione e un ruolo di assoluta delicatezza e rilievo in un contesto territoriale e al comando di un porto particolarmente sensibile e rilevante ai fini istituzionali. Un ruolo pieno di responsabilità, ma sono sicuro anche altrettanto ricco di soddisfazione. L'avvicendamento al comando è il momento in cui si tributa il giusto merito al comandante che passa le consegne e anch'io desidero esprimere al collega e amico Michele il mio più sentito ringraziamento per avermi consegnato una capitaneria di porto efficiente, un punto di riferimento per la marineria e per la cittadinanza. Desidero ringraziarlo per l'attenzione riservatami fin da quando, mesi fa, il comando generale ha reso noto e ufficializzato il mio arrivo a Chioggia. Grazie Michele per tutto quello che hai fatto, soprattutto in un momento così difficile per te, per consentirmi di iniziare al meglio la mia esperienza di comando a Chioggia. Lo ringrazio perché mi affida un equipaggio competente, sereno e motivato. In questa settimana appena trascorsa ho infatti avuto modo di notare con grande piacere il sorriso nei volti di molti marinai, graduati, sottufficiali, ufficiali e impiegati civili. Quando nel lavoro quotidiano c'è spazio per un sorriso, vuol dire che c'è condivisione, comprensione, che si può lavorare bene e che le difficoltà che pure possono presentarsi possono essere sempre superate. E tutto questo non è scontato e quando avviene è segno che il comando sa infondere serenità nel proprio personale e che ciascuno fa la propria parte con consapevole partecipazione all'obiettivo comune. Mi impegno affinché questo clima positivo e costruttivo sia mantenuto anche durante il mio comando. Alla cittadinanza, anche se non sono presenti rappresentanti delle locali istituzioni, voglio assicurare che l'attenzione che il comandante Messina ha prestato non verrà meno e so già di poter contare sulla collaborazione di tutto il personale della Capitaneria di Porto di Chioggia, del mio staff, per garantire un'efficiente risposta alle legittime aspettative dell'utenza e un efficace disimpegno dei numerosi compiti istituzionali che lo Stato affida al Corpo. Da comandante rivolgo un pensiero al mio equipaggio, ufficiali, sottufficiali, graduati e personale civile, di cui ho già avuto modo in questi pochi giorni di apprezzare l'esperienza e la competenza, ai quali mi affido e ai quali chiedo di avere fiducia, sicuro di poter lavorare in sintonia assoluta, requisito necessario per conseguire e condividere risultati e soddisfazioni, oltre che per risolvere e superare quelle problematiche che inevitabilmente sorgeranno. A lei, ammiraglio, e a voi prometto serietà e buonsenso nell'esercizio della mia azione di comando e l'impegno di profondere tutte le mie risorse professionali, intellettuali e morali, senso del dovere e spirito di sacrificio, certo di potermi avvalere del prezioso e insostituibile apporto del mio equipaggio e ovviamente del contributo di tutte le istituzioni, alle quali assicuro fin da subito anche la mia collaborazione franca, convinta e senza riserve, non solo per il conseguimento dei fini istituzionali del corpo cui appartengo, ma anche a sostegno della crescita sociale ed economica di questo importante porto e di questo splendido territorio. Concludo augurando al comandante Messina, all'amico Michele, il raggiungimento di sempre più importanti traguardi professionali e di soddisfazioni personali nella nuova prestigiosa sede di servizio che si accinge a raggiungere.
Buon vento, Michele. Viva la Guardia Costiera, viva la Marina Militare, viva l'Italia. Prende la parola il direttore marittimo del Veneto, ammiraglio ispettore Piero Pellizzari. Schieramento attenti! Dichietto ante. Sì, grazie comandante, dia riposo. Schieramento ritmo! Dichietto ri. Sono veramente contento di essere qui oggi, non potrei essere da nessun'altra parte in un momento così importante. I passaggi di consegna sono momenti rilevanti che toccano le emozioni di tutti noi, perché ci portano alla mente proprio adesso, proprio alla fine speriamo alla fine di questo periodo, momenti sicuramente non facili, che solo un equipaggio, un gruppo del personale come voi ha saputo affrontare nel modo migliore. E qual è il modo migliore di affrontare i momenti complessi, i momenti difficili, i momenti inaspettati? Beh, è quello di stare, dal mio punto di vista, e lo dico sempre, di stare vicino all'utenza, di stare uniti, di ciò che l'utenza che per noi è fondamentale. L'altro aspetto che è già stato richiamato è quello relativo alle nostre famiglie, cioè di avere alle spalle quelli che ci sorreggono, che ci danno una mano, che oltre fondamentali, perché è certo, noi facciamo un lavoro veramente bellissimo, sono convinto che ognuno di voi, ogni giorno che esce in mare, ogni giorno che si confronta con l'utenza, ogni volta che gli si presenta un problema, che sia militare, che sia personale civile, è uguale, si debba sentire un privilegiato. E soprattutto in questi periodi ci siamo sentiti dei privilegiati. Ma al comandante Messina, che ha guidato questo gruppo, questa capitaneria, in questi 2 anni non può che arrivare tramite me il nostro ringraziamento per quello che ha fatto, per come ha saputo guidarvi, per come ha interpretato il suo ruolo, per come non si è mai fatto trascinare da una situazione che era sicuramente difficile all'esterno, ma che al contrario ha saputo mantenere sempre la barra al centro, tenendo bene in considerazione quello che erano i suoi compiti. E di questo gli va dato atto e va ringraziato. Sapete quelle che per me sono questioni rilevanti, che rappresenterò forse in modo più dettagliato al nuovo comandante, al comandante Ricco Bene, ma questioni rilevanti che sono fondamentali qui nel porto di Chioggia, nel compartimento marittimo di Chioggia, perché questo è un porto importante, non è un porto importante solamente per il Veneto, è un porto importante anche a livello nazionale, è un porto al quale si guarda con attenzione quello che accade, è un comando importante. Quindi ha
a maggior ragione dobbiamo porre attenzione a questioni rilevanti che riguardano i settori principali del porto, che sono sicuramente relativi al porto stesso, ma anche alle attività che vi si svolgono e segnatamente alle attività legate alla pesca. Non dovremo distogliere mai l'attenzione al fatto che questo è un compartimento marittimo di grande rilevanza, di grande estensione, dove i comandanti di Locamare e di Delemare sono fondamentali nel loro agire, al quale noi guardiamo con estrema attenzione, al quale siamo sempre vicini. Siamo vicini a loro e siamo vicini a tutte le amministrazioni comunali, ai 2 prefetti, alle procure, ai quali diamo la nostra totale e incondizionata collaborazione, giorno per giorno. Questi gli elementi principali. Potrei dilungarmi, ma voglio dire solamente un'ultima cosa. Abbiamo attraversato un periodo complesso, difficile, ma si vede molto di più che un po' di l'alba, un po' di sole all'orizzonte. Chi sta a bordo sul mare sa di che parlo. Ci sono segnali importanti, bisogna coglierli, bisogna far tesoro di quello che abbiamo incamerato in questi 2 anni, di quello che abbiamo preparato in questi 2 anni. Bisogna ripartire veramente come delle molle, comprendendo quelle che sono le necessità dell'utenza, standole vicino e comprendendo nella nostra assoluta responsabilità dei nostri incarichi quello che è il momento del Paese, di quello che ci chiede. Quindi dobbiamo continuare ad operare al meglio secondo quelle che sono le nostre tradizioni. È fondamentale continuare a ricoprire il nostro ruolo, il mio ruolo, il ruolo dei comandanti, capi di compartimento, il ruolo di tutti gli uffici minori. Mi raccomando. Quindi grazie al comandante Messina per essersi ricordato in queste mie raccomandazioni in questi 2 anni. Vi auguro il meglio della sua Sicilia e sono certo che continuerà sicuramente a fare del bene. Un benvenuto al comandante Ricobene, si porta alle spalle un patrimonio di esperienza non solo dovuto al suo grado, alla sua età, agli anni trascorsi, ma provenendo da Mazara del Vallo, quella che è la realtà del mondo della pesca qui a Chioggia sarà sicuramente ben compresa e su questo non ho dubbi. Esorto voi a supportarlo come avete fatto con il comandante Messina, a continuare a fare bene e a lui a comprendere rapidamente qual è la realtà complessa del compartimento marittimo di Chioggia e di rispondere al meglio a quelle che saranno le sfide, le richieste che arriveranno dal territorio. Grazie a tutti e buon comando. Il direttore marittimo, accompagnato dal comandante del porto di Chioggia, capitano di fregata Dario Riccobene e dal capitano di fregata Michele Messina, lascia il luogo della cerimonia. Schieramento attenti! Picchetto apre. Onori al direttore marittimo del Veneto, ammiraglio ispettore Piero Pellizzari. Picchetto presenta. Dar
Seduti. Dicchetto ate. Rompe le righe. La cerimonia è terminata. Che Gli toro per invitati righe. e il personale